Che messaggi dare? Non do nessun messaggio, tranquilli, fra poco ci sono le elezioni, finiamo questa amministrazione e dopodiché ognuno per sé e Dio per tutti. Il messaggio più chiaro non poteva arrivare da Vittorio Veneto. Tony Darè non ha per nulla intenzione di abbozzare, ma aspetta solo di capire quanto la Lega perderà alle prossime tornate elettorali per riorganizzare, seppur da fuori, la riscossa contro l'attuale dirigenza del Carroccio. E lo farà partendo dalla città della vittoria, consapevole del consenso suo, ma anche del suo candidato Gianluca Posocco, da parte dei cittadini, sindaco attuale in testa. Io ho tanta fiducia in Tony come amministratore perché ha la caparbietà, la forza, l'esperienza per poterlo fare. Non c'è solo lui, c'è anche il mio vice sindaco ha dimostrato in questi anni qua di essere estremamente operativo. Nei prossimi giorni dovrebbe delinearsi la candidatura di Posocco, anche se da più parti si ipotizza una lista da re sindaco con capolista l'attuale vice sindaco. Anche perché l'attuale parlamentare europeo vorrebbe marcare bene il suo peso politico proprio in vista di un possibile caso Lega da far scoppiare a Vittorio Veneto, ma con effetto dichiarato via Bellerio a Milano. Un distinguo che si è già visto oggi alla presentazione di un nuovo cantiere con il deputato leghista Gianangelo Boffa a sinistra del presidente Marcon e da Re che si è volutamente messo dall'altra parte, lanciando un altro chiaro messaggio sul possibile sostegno di Forza Italia alla sua lista. Abbiamo visto che lei si è messo da una parte e Boff dall'altra. Uno a destra e uno a sinistra. Ma lei dove sta, a sinistra o a destra? Io sto al centro.